Sagra del Mandorlo in fiore, ecco il programma ufficiale illustrato questa mattina durante la conferenza stampa al Palazzo Filippini. Si parte con il Festival internazionale I Bambini del Mondo, da venerdì 3 a domenica 5 febbraio, tra sfilate ed esibizioni per il centro città e la passeggiata della pace nella Valle dei Templi. La prima domenica della sagra è riservata soprattutto ai 20 gruppi folk regionali che con oltre 800 persone tra ballerini e musicisti animeranno Agrigento. E per la prima volta nella storia della Kermesse i gruppi siciliani si esibiranno domenica pomeriggio sul palco davanti il Tempio della Concordia. Poi dal 6 al 12 febbraio la saga del Mandorlo in fiore entrerà nel vivo con l'arrivo in città dei gruppi partecipanti al 57° Festival internazionale del folklore. Vi sarà anche il corteo storico d'Italia della città di Cori con circa 100 elementi. I gruppi stranieri sono 14 ed arrivano da ogni parte del mondo. Le majorette invece sono ungheresi. Previsti tantissimi spettacoli sia nel centro città tra la via Atenea, il centro storico ed il Viale della Vittoria, che nelle frazioni tutti i giorni e in orari diversi sia al mattino che al pomeriggio. Finalmente ci siamo con una sagra che vuole essere una sagra di popolo, con una sagra che vuole essere stare in mezzo alla città, con le sfilate, con i gruppi folcloristici del Festival internazionale del folklore, del corteo storico, con il Festival internazionale dei bambini, con il Festival regionale, con i colori tipici della nostra terra, con i carretti siciliani, quindi per una sagra che è un momento di promozione della nostra terra, e ci siamo grazie alla collaborazione che è venuta fuori da parte degli operatori economici privati, da parte dei professionisti, dei presentatori agrigentini, perché finalmente anche quest'anno questo evento si realizzasse in un momento in cui dal punto di vista economico tante altre città hanno perso, diciamo, i propri momenti, i propri appuntamenti con la tradizione. Ecco, per noi è un momento importante. Abbiamo la presenza di tanti gruppi internazionali, abbiamo la presenza di tanti gruppi del corteo storico che verranno da tutta Italia. Ritengo che sarà veramente una bella sagra di cui la città di Agrigento potrà gioire e godere insieme. La Regione siciliana, l'assessorato regionale del turismo è molto vicino a questa manifestazione e cerca di supportarla al meglio. Credo che il programma che è stato presentato è sicuramente un programma nutrito, è sicuramente un programma che è vero è stato fatto in ritardo, ma voi sapete che questo non dipende da nessuno, dipende purtroppo dal momento difficile delle condizioni finanziarie, perché nel momento in cui le condizioni finanziarie lo permettono si dimostra che poi il programma bene o male si appronta immediatamente e si riesce a fare magari quello che in altre regioni che programmano 2 anni prima, come è giusto che sia, comunque magari non si riesce a fare. Detto questo, godiamoci questa sagra, auguriamoci che moltissimi forestieri ci vengano a trovare e vengano ad assistere a questa bellissima manifestazione e vengano a visitare i nostri luoghi che sicuramente meritano. Abbiamo l'onore anche di iniziare la sagra del Mandorlo in fiore, di aprire con una sfilata dopo il saluto del sindaco per le vie cittadine. I nostri gruppi sono già pronti, sono già in viaggio perché arriveranno nella giornata di giovedì. Siamo pronti anche nel ricordo di mio padre Claudio Crescenzo, cercando di mantenere sempre un livello alto della manifestazione. I gruppi internazionali quest'anno sono 6, sono l'Indonesia, la Georgia, la Bulgaria, la Macedonia, la Serbia e l'Ucraina. Quindi tanti gruppi dei bambini, ci saranno naturalmente i gruppi locali. Io ringrazio l'assessore al turismo del regionale Tranghira che mi ha onorato di essere qui presente sotto forma di consulente affinché vengano svolte tutte le attività poste in essere durante la sagra del Mandorlo in fiore e che tutto viene svolto in maniera di qualità, quindi il mio compito è quello, non userei di vigilare, ma di controllare e informare quotidianamente tutte le fasi delle attività durante la sagra all'assessore regionale al turismo Tranghira.